Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Vai di ottavi di finale dei mondiali impossibili. Siamo con l'Ucraina e ci sono buone chance di arrivare minimo in semifinale. Siamo contro l'Islanda. Partita che si può assolutamente vincere. Attenzione, proprio fuori forma Sheva proprio adesso. Konoplyanka è morto. No bueno, no bueno. Attenzione, Yaremchuk è infortunato anche 6 giorni, quindi sono un po' cazzi. Vabbè. Io provo a farli giocare devono giocare questi. Magari vediamo ma sono forze. Come cazzo faccio a togliere tutti i migliori sta male. Il cupolotto è tornato, amici miei. Ma è Sheva che ci salverà da tutto. Adesso vediamo, pensavo di mettere una leggenda, massimo due, quando farò squadre, insomma, con giocatori che mi piacciono, pensavo di far così, adesso vediamo. E fare magari anche un mondiale sarebbe bello con Un l'Italia clamoroso leggende. benvenuto a questa partita degli ottavi di finale del torneo di calcio più prestigioso in assoluto. Entriamo Vai, davvero nel vivo della competizione. Siamo si qui parte per ragazzi. assistere al primo turno degli scontri diretti. Da oggi non si scherza più e Possiamo i giocatori lo farcela sanno bene. assolutamente dopo il E direi girone pure, perfetto. l'emozione è cresciuta nell'attesa di questo match. Lo Punteggio pieno guardiamo al senza palco subire gol contro adesso, squadre così veramente come la curiose. speranza dei tifosi di scendere in Stiamo piazza a attenti. festeggiare. Quale di queste Stiamo due ben attenti squadre si però. rivelerà all'altezza delle aspettative? Vediamolo insieme sul campo. Malinowski. Ecco, subito passaggio al Ecco cioccolataio. qualche dettaglio interessante, il primo stadio ecocompatibile al mondo e per alimentarsi Vai usa in gran André. parte energie rinnovabili. Errore di André Il pubblico purtroppo. di casa ha già alzato la manopola del volume. Loro sono sicuramente già pronti, caro Luca. L'atmosfera è già Sceva. bollente, Fabio, ed era quello che ci si Bellissimo aspettava da questa Sceva per tifoseria. Junior La Moraes. fase a gironi A ci ha regalato Conoplianca. Vai esperienze di Cono. grande calibro. Vai Cono. Qualche sorpresa, ma siamo onesti, in qualsiasi competizione sono le partite da dentro o fuori a entrare negli annali e nel cuore dei Ma che tifosi. cazzo. No vabbè, cioè raga. L'arbitro ha già dato il via alle danze. No, non possiamo sbagliare proprio gli ottavi, dai Fioi, cioè, sveglia. E hanno ottenuto un'altra rimessa laterale. Islanda, squadra classica, squadra balorda. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. L'Islanda sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Serve Andrì, serve il specialmente talento di sulle Andrì. fasce, bisogna anche lui. Già, i loro avversari finora sono rimasti molto compatti. Vai Andrì, Spero che eccolo qua, vogliano in Sceva che qualche si modo invola. provare ad affermare Sceva il che si marchio dell'Europa. invola. Di Shevchenko! sinistro. Conclusione Parata del di movimento Runarsson. giocata. Si sente la tensione ragazzi, quando ci sono gli scontri diretti tutto può succedere Avanza purtroppo. relazioni con il lancio lungo. Passaggio sulla destra. Ci mette il Bravo. fisico e conquista il Ok, pallone. vai Cono. Konoplyanka. Oh, che cazzo fa Konoplyanka? Incredibile, incredibile. Stiamo giocando Serve il malissimo, stiamo giocando. La forma è durata 3 partite, ma zio Cristo. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Yarmolenko. Ok, vai Andri. Tentativo di allungare il gioco. Partita di una collosità inaudita, classica Avanza collosità relazioni sulla fascia. da ottavo di finale, da dentro o fuori, cioè pazzesco. Dominiamo il girone, ma appena becchiamo una squadra leggermente più forte si soffre, che bello. Vai Riceve ragazzi. il passaggio. Madonna Junior, che pippa obesa. Shevchenko. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione Chiusissima misteriosa. l'Islanda, Calcio duro chiusissima. del portiere. No, Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da manco fermo. male. Raga, è più difficile del previsto per il momento, eh. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Attenzione, prova il Che tiro! botta! Fuori di molto. Ha provato a tirare subito, ma non ha trovato la rete. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo Peccato. spazio. Tocco morbido.
Dai Fiori però. Bel gesto tecnico. Konoplyanka, Andri, E c'è un Andri fallo. vede Junior, vai Junior, finalmente un'azione, Junior, Junior, non poteva essere al contrario. Si è venuta a creare un'occasione interessante. Mamma che fatica, mamma che fatica. Questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Allarga il gioco. Konoplyanka la mette in avanti. Vai Sheva, Mette il turbo. Konoplyanka cerca di servire il compagno in avanti. niente da fare. No, stiamo giocando male, stiamo sbagliando tanto Prova a Zirchenko. cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ci prova. Tiro lento. Non ho parole, cioè, non so cosa dire, ragazzi, sono veramente scioccato perché dopo un girone così, beh, con l'Islanda dico, vabbè, non è 1000 volte più forte, non è scarsa, per carità del Signore, però... E invece è dura, lei è dura, i mondiali impossibili sono proprio impossibili per quello, ma Yarmolenko, vai Yarmo, Pallone in mezzo. È fuori gioco di Junior, maledetto. Un primo tempo veramente Il portiere la bruttissimo. spedisce su. Vediamo se può capitalizzare. Bel pallone. Ma no, ma Konoplyanka è già morto, no vabbè, adesso capisco, bisogna fare i cambi. Chi se ne frega dei nomi. Lungo pallone in avanti. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Konoplyanka è morto. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Finisce il primo tempo veramente opaco. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. La difesa fino a qui è stata perfetta, non ha praticamente consentito mai agli attaccanti di giocare. Stanno facendo davvero molto bene. Nessun gol ancora. Mettiamo Marlos anche se più. Vediamo se arriveranno nel secondo tempo. Perde tanto però, cacchio. Vabbè, togliamo Konoplyanka. Gli altri non mi convincono perché sono fuori ruolo. Si parte. Vabbè, La seconda comunque frazione aspettiamo un po', insomma, siamo ancora all'inizio del secondo tempo, siamo ai supplementari. Dopo non ho più cambi perché non ho il cambio extra. Non ho il quarto cambio purtroppo. Vai Marlos. Iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi su. Qua serve veramente l'acuto del campione. si Quindi appoggia speriamo in al Andri. portiere. Dai raga, dai! Tutti insieme per andare ai quarti. Non possiamo buttare via sta occasione di veramente un girone semplice passato. Un tabellone ancora più semplice forse. Sceva, bravissimo. Vede Junior, dai Junior, svegliati. Junior. Andrei di testa fuori. Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di nulla. Ha provato ma niente di fatto. Non si darà per vinto Fabio, ci riproverà. No good, no good. Attenzione, bravissimo. Sceva per Marlos, appena entrato. Marlos, miracolo. Reazione del portiere. Fatto bene a mettere Marlos. Ottima la parata del portiere. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Vai Zinchenko, tutti. Sceva! Colpo di testa. Si dispera l'ucraino, ma ancora 0-0. It's incredible, Cube. It's incredible. Yarmolenko. Yarmolenko. No, ma così no, però Yarmo. Il portiere la calcia lontano. Dai, secondo tempo già più azioni. Diciamo l'Islanda non ha fatto niente. Però stare attenti che basta un gol a caso e siamo fuori, Provano a ripartire da dietro. Stanno mantenendo il possesso della palla nella zona centrale. Dai però, Fioi, pressing. Un passaggio filtrante. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Zinchenko. Zinchenko. Conquista la palla.
Ancora 0-0, potrebbe succedere di tutto. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Occhio. Roba nostra, bravo Marlos, è entrato alla grande Marlos. Vai Junior. Junior per Andrie, ma è in vantaggio Sigurdsson. Durissima raga, durissima. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Ottima pressione la sua. Zinchenko, fallaccio, eh beh. Zinchenko. L'azione si stava facendo pericolosa. Attenzione, un po' di fortuna. Si è messo in mezzo. Yarmolenko. Niente, non è fallo purtroppo. Duro ma corretto. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. No, Sheva, non così però. Ah, bruttissimo passaggio. 70esimo e non si sblocca la partita. Sheva mi sta mancando nel momento più importante. Ve l'ho detto che il girone non era il benchmark decisivo. Vai Junior, vai Junior, vai Junior. Effetto il cross. No, troppo lungo il passaggio. No, guarda, non accettano una roba del genere. Mettiamo lui che almeno è veloce. E Yarmolenko che è morto. Vai raga. Disastro veramente. Beh, Junior Moraes veramente una roba scandalosa. Si riprenderà con una rimessa laterale. Devo stare veramente attenti, basta un tiro messo male ed è gol e siamo fuori. Corri, corri, sei penetrato. Bello. Che partita orrenda, mamma mia. Sembra tipo Italia-Australia. Speriamo possa finire bene per noi. Zinchenko. Zinchenko finalmente. Passaggio a Sheva. Questo non le sbaglia André. E non la sbaglia! E non la sbaglia! E non la sbaglia! Andriy Shevchenko! Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. Grande Zinchenko, grandissimo assist di Zinchenko e Sheva non sbaglia. Sesto gol. Niente male, ne ho già segnati 6 in questa competizione. Che miseria, oh, è arrivato all'80esimo praticamente. Adesso l'Ucraina può giocare sul velluto. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Un'altra azione. Ok, molta sofferenza. C'è la palla lunga in avanti. Attenti. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Ok, roba nostra, roba nostra. A questo punto del match non possono restare nella loro metà Portiere, campo, devono mamma mia. portarsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Buono Andriy. Zinchenko che è morto. Karakayev. No, Karayev, mamma mia. La conclusione. Mamma mia, Zinchenko non ce la fa. Speriamo di non pagarlo sto errore. In questa occasione non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Ah, bellissimo. Bella serie di passaggi. Bello. Incredibile, oh. Questo era rigore, ma va bene. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Zinchenko sbaglia, attenzione no al contropiede. No al contropiede adesso. Qualche istante sarà tutto finito. Dai che andiamo ai quarti, dai che vogliamo ai quarti, Beppe. Cerca di lanciare il compagno. No. Mamma mia, no adesso. Pallone a sinistra. No adesso, no adesso. Scodella il cross. No! Non ci credo. Mamma mia. Siamo ai quarti, troppa sofferenza però. Fischia la fine della gara. Troppa sofferenza, la decide Sheva perché è un fenomeno. Per un po' sopra le grandi. No, vabbè, ma cos'è? Ma che figata è? Facile. In alcuni momenti hanno
Da screenshot, ma non ci credo. Concentrati e hanno Ma guardalo, ma guardalo! e il passaggio del turno. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Commento tecnico. 1-0, pesantissimo, e vogliamo i quarti. E vogliamo i quarti, affrontiamo il Senegal, squadra africana che può rompere le balle. Dall'altra parte Germania, Kosovo, quindi insomma potrebbe essere un'Ucraina-Germania in semifinale. Dall'altra parte Argentina-Romania e Olanda-Francia, il Brasile. Saluto tutti. Va bene raga, un saluto del comandante veneziano, raga, siamo ai quarti, è ufficiale. Ciao!